Senato degli emendamenti per rendere ancora più stringente il finanziamento dei LEP, che deve essere una precondizione per attuare l'autonomia. Al tempo stesso bisognerebbe fare anche una riflessione che esula dalla legge quadro ma riguarda la Costituzione rispetto alle 23 materie. Su questo io ne avevo già discusso con il Presidente Zaia quando ero al governo. Secondo me l'istruzione deve stare fuori dall'autonomia. Solo l'istruzione, perché tutte... E anche l'energia, okay. Anche il tema dell'energia, però l'istruzione secondo me è la prima materia che deve rimanere fuori, perché è inutile creare polemiche e contrapposizione su quello che è un diritto fondamentale di tutti i cittadini e come tale deve rimanere in capo allo Stato. Anche sul tema dell'energia, sul quale noi come Azione siamo molto sensibili, perché abbiamo lanciato proprio in questi giorni una petizione sul nucleare, la crisi energetica che abbiamo vissuto ci testimonia e ci rafforza nella convinzione che quello è un tema che non può essere delegato totalmente alle regioni. Certo. Noi personalmente, noi come partito pensiamo anche che abbiamo fatto un grande lavoro con il governo Draghi per semplificare, per potenziare l'uso delle rinnovabili, ma ci dobbiamo dire anche con molta franchezza che le rinnovabili non bastano a soddisfare il fabbisogno di energia di famiglie e imprese, e quindi bisogna in questo paese tornare a parlare di nucleare. Noi abbiamo con Carlo Calenda lanciato una petizione, abbiamo già raccolto migliaia di firme, perché oggi il nucleare non solo è una fonte di energia sicura, è una fonte di energia che riduce le emissioni di CO2, che riduce i gas serra e che è indispensabile per, ripeto, far fronte al fabbisogno energetico anche delle imprese. Quindi, tornando all'autonomia e alle 23 materie, su alcune materie la riforma del titolo quinto portato avanti dal centro-sinistra non è proprio la cosa migliore, il massimo. Io credo che se questo governo ha la volontà di affrontare il tema delle riforme costituzionali, forse una revisione del titolo quinto sarebbe opportuna, e lì si potrebbe andare a ragionare meglio su quali debbano essere le materie attraverso le quali attuare l'autonomia differenziata e quali no. Ma al netto di questo, interrompere sulla base di un pregiudizio ideologico il percorso dell'autonomia io non lo condivido, perché è un processo che sta dentro la Costituzione. Certo. E soprattutto noi dovremmo, mi è molto colpito una docente di Udine, sì, che ha parlato di un'autonomia dinamica. Cosa vuol dire? Che non è che se si approva la legge quadro di Calderoli automaticamente noi abbiamo l'autonomia. L'autonomia è un percorso che deve essere soggetto a verifica, perché le intese devono essere soggette, subordinato alla verifica dei risultati che portano, però al tempo stesso questa stagione che è fatta di centralismo non è che ci consegni un paese senza divari, certo, e un paese profondamente unito. Quindi io credo che questa sfida vada raccolta, che debbano essere date le garanzie al Mezzogiorno, ma che al tempo stesso poi bisogna non appassionarsi alle idee, osteggiarle per pregiudizio, ma verificare strada facendo, valutare dentro l'execution, dentro l'attuazione dell'autonomia, quali sono gli impatti sui territori. E questa è una terra profondamente autonomista, e io credo che queste istanze, che sono anche il frutto di un referendum ampiamente partecipato, certo, devono essere considerate. Benissimo. Invece con riferimento al tema delle registrazioni, allora sì, intanto io credo che vada fatto chiarezza su un punto. Io confermo la mia posizione personale, perché Azione sul tema della GPA sì, ha lasciato libertà di coscienza, quindi personalmente io sono contraria alla maternità surrogata, perché ritengo che purtroppo si presti a non sempre sia una scelta libera. E ricordo che alla maternità surrogata ricorrono sia le coppie omosessuali, ma anche le coppie eterosessuali, certo, quindi non si tratta di una discriminazione nei confronti degli omosessuali, è utilizzata questa pratica dagli uni e dagli altri.
Perché non mi convince? Perché ritengo che in molti casi non sia una scelta libera. E quindi io credo che si debba evitare la mercificazione del corpo della donna e credo che si debba essere molto rispettosi della libertà delle persone, e molte volte non possiamo nascondere che dietro la GPA c'è in realtà non una scelta libera ma un compenso in denaro o comunque un condizionamento. Per quanto riguarda la registrazione, Certo. io comprendo la posizione che hanno assunto tanti sindaci, tra i quali anche il sindaco Giordani, che Sì. verso il quale peraltro ho stima anche come amministratore, perché si è sempre dimostrato un amministratore capace. Certo. E dico che bene ha fatto il ministro Roccella a prevedere una sanatoria, nel senso che ad oggi non si può non chiedere a dei magistrati di applicare la legge, e la legge oggi non consente la registrazione Certo. amministrativa. Al tempo stesso io penso che la strada maestra per questi bambini sia la via dell'adozione, e quindi se il Parlamento deve intervenire è per riformare il regime delle adozioni, per snellire i tempi, per diciamo ridurre le procedure. Per quanto riguarda quello che è accaduto fino ad oggi, trovo che sia di buon senso la proposta che il ministro Roccella ha fatto di una sanatoria. Però è evidente che la strada maestra non è quella della registrazione all'anagrafe, ma per questi bambini è quella dell'adozione. Ho capito. Quindi insomma nessuna polemica nei confronti della registratura, assolutamente. No, Cioè, no, perché non si può chiedere a un magistrato di non applicare la legge oggi prevede questo. Certo. Dopodiché è evidente che se c'è una discrasia temporale tra il momento in cui è avvenuto la nascita di un bambino e la sua registrazione, lì vuol dire che c'è un problema, che quel tempo non ci dovrebbe essere, e quindi bisogna trovare il modo. Secondo me il modo corretto è quello di snellire l'iter dell'adozione. Non si risolve con un certificato, però è anche corretto che il ministro Roccella si sia posto il modo di agevolare questi bambini, che non devono ovviamente fare le spese di un problema giuridico che oggi c'è. Quel problema giuridico va risolto. Secondo me il tema è quello, la soluzione è quella di una accelerazione della riforma delle adozioni. Al tempo stesso una soluzione immediata va cercata, e quindi mi pare che la proposta del ministro Roccella sia di buon senso. Non ricordo la terza domanda. No, era la situazione del governo, se possiamo qui. Sì. Quindi il reato universale. Io personalmente, anche questa è una scelta sulla quale Azione ha lasciato libertà di coscienza, io personalmente voterò a favore, perché perfetto. Rispetto al futuro ritengo che la maternità surrogata non sia una modalità rispettosa della condizione della donna, quindi io sono contraria e voterò a favore, però lo voterò a livello personale. Chiaro. Perché la scelta di Azione è libertà di coscienza su questo tema. Ho capito, assoluto. Sì. Va bene. Ecco, lei non crede che sul tema dei diritti ci sia comunque una contesa di tipo ideologica da parte, come dire, di chi in maniera abbastanza evidente difende le due posizioni, cioè non so, da una parte abbiamo il movimento dei diritti civili sostenuto dal PD e dagli altri che appunto si è schierato completamente a favore, o vuole che avere un atteggiamento più... Io penso che siano tutte battaglie assolutamente rispettabili, legittime, rispetto alle quali in gioco c'è il destino delle persone, e quindi sono temi sensibili sui quali meno si fa polemica politica meglio è. È chiaro che ognuno inevitabilmente interroga la propria coscienza, e quindi trovo molto rispettosa la scelta di Carlo Calenda su alcuni temi come la GPA. Lasciare libertà di coscienza trovo che sia molto giusto. Dopodiché ripeto, sono questioni sulle quali bisognerebbe evitare l'ideologia, la contrapposizione e soprattutto la strumentalità. Quindi io ho assoluto rispetto per le battaglie che si fanno, che sono molto avvertite su questi temi.
sono favorevole alle unioni civili e Certo. trovo che anche il matrimonio egualitario abbia molti elementi positivi. L'unico elemento che non mi convince è la GPA e la maternità Certo, surrogata. perfetto. Su questo non sono d'accordo. Benissimo. No, se siete d'accordo io farei soltanto un passaggio tirando in ballo anche Carmine Facente sul perché oggi bisogna parlare Sì. di popolarismo e perché oggi siamo più a Padova. Sì, due battute se è possibile su quello che sta succedendo, il MES e le divisioni del Sì. centrodestra. Se Ma vuole a me commentare. verrebbe da dire questo, che non ci si può dire popolari ed essere contrari al MES. Certo. C'è una certa contrapposizione, perché cosa significa il popolarismo? Non è un richiamo al passato o un tributo a De Gasperi, Schumann o Adenauer. Il popolarismo significa oggi interrogarsi su come affrontare le prossime sfide. Noi veniamo da una stagione di emergenze, l'emergenza Covid, l'emergenza energetica, poi quella del carovita, l'Ucraina. Possiamo continuare ad affrontare le emergenze oppure possiamo cambiare rotta e provare ad abbracciare il riformismo e quindi delle soluzioni strutturali, non degli slogan, non inseguire gli eventi, ma provare ad affrontare le sfide che abbiamo davanti, da quella dell'immigrazione a quella dell'intelligenza artificiale, passando per la denatalità, piuttosto che il tema del patto di stabilità in Europa. Queste grandi sfide, che sono le sfide, quella dei cambiamenti climatici, che abbiamo davanti, le affrontiamo come ha proposto il populismo fino ad oggi, con gli slogan, i bonus e le ricette facili, o andiamo in profondità? Se andiamo in profondità non si tratta solo di costruire delle buone soluzioni, ma si tratta di avere un ancoraggio valoriale. L'ancoraggio valoriale, secondo me, al popolarismo è di estrema attualità. Perché dico questo? Perché innanzitutto, che ne dicano i populisti, la scala dimensionale dove si affrontano i problemi è quella europea. È quella europea per quanto riguarda l'immigrazione, è quella europea per quanto riguarda la transizione ecologica e banalmente il tema dell'automotive piuttosto che delle case green si affronta a quel livello. È l'Europa anche per quanto riguarda la tenuta dei conti pubblici, perché comunque il governo italiano non ne parla, ma l'Europa sta definendo le nuove regole del patto di stabilità e per un paese come il nostro che ha 2.800 miliardi di debito, le scelte che farà l'Europa sul patto di stabilità condizioneranno la vita dei cittadini, non solo la tenuta del bilancio e la scrittura della finanziaria, ma il quotidiano dei cittadini. Quindi perché un richiamo al popolarismo? Perché oggi o abbiamo il coraggio di affrontare le sfide globali con un cambio di rotta, con un cambio di metodo, con un ancoraggio ai valori, con la consapevolezza che ci può piacere questa Europa o ci può non piacere, ma la sfida è lì. E quindi perché dico che non ci si può dire popolari se poi non si ratifica il MES? Perché la scelta della Meloni di non ratificare il MES, essendo l'Italia rimasta l'unico paese a non aver fatto questa scelta, incide anche quando poi si vanno a negoziare e a trattare gli interessi nazionali. Certo. Perché questo no al MES è un qualcosa che l'Europa non comprende, è un qualcosa che peraltro tutta l'impalcatura propagandistica della destra è stata smentita dal capo di gabinetto di Giorgetti, che ha detto: guardate che non solo non ci sono pericoli per l'Italia, ma il MES è una polizza, è un'assicurazione sulla vita del paese, perché è chiaro che si vorrebbe non utilizzare, ma se c'è bisogno di utilizzarlo per non finire come la Grecia, il MES è importante. Utilizzare i fondi del MES, cosa che era possibile fino a dicembre, avrebbe voluto dire anche dare una risposta al tema della salute, perché l'altra cosa che il governo non sta affrontando è il tema della sanità. È chiaro che ci sono le risorse del PNRR, ma noi sappiamo che le risorse del PNRR non possono essere usate per assumere nuovi infermieri e medici di base, e noi rischiamo di avere le case di comunità vuote perché poi gli infermieri non ci sono. E a me ha molto colpito quello che è successo, per carità, in Calabria, lontano da qui, dove il presidente di regione è andato a prendere infermieri
stranieri, perché non ce n'erano a sufficienza. Quindi il governo ha già fatto l'errore di non utilizzare il MES sanità, e si poteva fare entro dicembre dello scorso anno. Ora non ratifica il MES nonostante poi tutte le contraddizioni interne. Io dico che dirsi popolari significa sul MES essere favorevoli alla ratifica, significa essere consapevoli che la scala dimensionale dei problemi è quella europea, significa anche sussidiarietà, e da qui la consapevolezza, mi verrebbe da dire quasi l'umiltà, di un confronto con i corpi intermedi, perché va bene la disintermediazione che i social, che il web ha determinato, ma il confronto con il civismo, con l'associazionismo, con il terzo settore, con i corpi intermedi, per noi è un punto fermo. Anche perché sappiamo che ormai le soluzioni sono sempre più legate alla competenza e alla conoscenza dei singoli temi, e quindi una politica che non si confronta, che non accetta il confronto con i corpi intermedi, con il civismo, con l'associazionismo e con il territorio, è una politica arida, è una politica che manca di soluzioni e di proposte. Quindi il senso di questa giornata è proprio quella di uscire dalla politica del giorno per giorno, e anche da una politica che ha ceduto al populismo e ha preferito individuare i nemici e cedere alle paure piuttosto che costruire delle soluzioni. E invece noi vogliamo una politica che torni protagonista, che affronti, che abbia una visione, che sappia ragionare non sulla base del consenso del giorno dopo, ma a medio periodo, e che abbia quindi la maturità e la consapevolezza e la postura di guardare alle future generazioni e non all'interesse immediato. Questo è il senso di un confronto dentro Azione, perché questo evento è stato fortemente voluto da Azione, ma anche da Bonanni, da Faverin, con la partecipazione della Bonetti, dell'associazionismo. Quindi è un dialogo che parte da Azione, ma va anche oltre i confini di questo partito, e prova a dialogare appunto con un pezzo di Veneto, una terra particolarmente produttiva. E lasciatemi dire un ultimo punto, essendo questa una realtà di impresa, sì, che noi siamo molto attenti al tema della transizione ecologica, non neghiamo i cambiamenti climatici, sappiamo che c'è la necessità di farsi carico della riduzione della CO2, delle emissioni, la riduzione del gas serra, ma tutto questo deve essere compatibile con il mantenimento delle filiere produttive, e quindi deve essere sostenibile anche dal punto di vista finanziario per le imprese. E da qui un governo che è capace di svolgere questo ruolo e di difendere la propria economia va in Europa dopo aver ratificato il MES, portando a casa dei risultati e non solo degli impegni. Benissimo. Questo è un po' il senso. Certo, grazie. Sì, abbiamo con noi anche Carmine Facente, se posso, che è un nostro responsabile per il PNRR e che ha con me e con Emma Fattorini, con altri amici, fortemente voluto l'area popolare dentro Azione. Quindi ci terrei che... Benissimo. No, dico solo una cosa velocissima. È chiaro che i valori del popolarismo e i principi che lo caratterizzano oggi più di ieri tornano di grandissima attualità. Maria Stella Gelmini ne ha citati alcuni, ma la valorizzazione delle comunità locali, la proiezione sovranazionale. Noi oggi non viviamo una fase di transizione come quelle alle quali siamo tradizionalmente abituati. Noi stiamo vivendo una fase di vera e propria rottura del sistema. Siamo entrati pienamente nell'era digitale, dove ogni singola multinazionale è mediamente più forte di uno Stato membro, e quindi il perimetro da gioco o è quello europeo, il perimetro minimo, oppure con questi soggetti che sono i nuovi poteri forti è impossibile addirittura interloquire, al di là delle questioni ambientali, delle sfide climatiche, delle politiche migratorie, della guerra. E poi c'è un altro tema fondamentale, quindi valorizzazione della dimensione sovranazionale, che è quella europea, in cui si giocano tante partite. Uno è il patto di stabilità, sappiamo benissimo la proposta che la Commissione europea ha fatto qualche settimana fa, che è molto diversa da quello tradizionale,
sappiamo che molti Stati membri non sono d'accordo, vedremo poi come si svilupperà da qui a fine anno, però c'è un altro tema fondamentale: senza le comunità locali, senza i corpi intermedi, in questo paese le riforme non si fanno. Cioè decidere tutto dal centro ha dimostrato ampiamente che è una politica fallimentare, perché il paese è fatto in un certo modo, bisogna dialogare con alcuni soggetti e bisogna valorizzare le comunità locali. A Bruxelles in questo momento c'è in discussione un tema gigantesco: l'Europa di domani deve centralizzare le decisioni sul modello del PNRR, che lo Stato decide e tutti gli altri devono soltanto eseguire decisioni one size fits all, no? Una soluzione vale per tutti. Non funziona. Noi siamo il paese delle autonomie locali, noi siamo il paese delle diversità. L'altra logica che invece sta combattendo è quella per cui le decisioni vanno negoziate a livello anche subnazionale. Noi in Lombardia, l'ANCI, che rappresenta i comuni, come sapete, e Regione, abbiamo deciso assieme centinaia di milioni di investimento con i fondi europei sulle comunità locali. Io con la maglia dell'ANCI ho partecipato al dibattito per le aree urbane, per le aree interne, per le aree rurali. Allora o noi torniamo qui oppure continueremo a fare tanti proclami, però con questo centralismo esasperante non otterremo praticamente niente. E voi penso che in Veneto lo sappiate molto meglio degli altri. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Grazie.